Ben ritrovati con il nostro appuntamento giornaliero dedicato allo sport, venetoglobe.com e VG Radio. Cercheremo di dare un'occhiata veloce a quello che sta succedendo e cureremo principalmente la cronaca sportiva trevigiana, locale e gli sport locali, alternando video ed audio. Lo sport è fermo, la gente si chiede fino a quando, ma è una domanda a cui per il momento è difficile e complicato dare una risposta. Ci prova Mihajlovic oggi sulla prima pagina della Gazzetta, facendo coraggio a tutti e affermando che dopo sarà tutto più bello. Ci aspetta un campionato da finire, federazioni e leghe unite per spostare nel 2021 l'europeo, proprio per salvare i campionati, e poi tanti progetti per finire le coppe. Atalanta in isolamento dopo i 4 casi del Valencia, i bergamaschi potrebbero riprendere a giocare e ad allenarsi il 24. Calciomercato vivo con l'Inter che si muove con Marotta verso Castrovilli, giocatore della Fiorentina. La Lazio va sull'Ovren dal Liverpool. Il Napoli sembra, grazie a Gattuso, aver ricucito lo strappo con Insigne. Brignone, Vierer e Moioli sono le 3 donne dello sci che ci fanno sorridere fortunatamente in questo periodo. Brignone, prima italiana vincitrice del trofeo, Vierer, padrona del biathlon, Moioli e Fischnaller, fenomeni dello snowboard. Ieri il presidente Mattarella ha telefonato a Malagò, presidente del CONI, confermando che quando potrà riceverà le 3 donne dello sci. Per la cronaca trevigiana cominciamo la nostra carrellata di notizie dalle campionesse del mondo dell'Imoco Volley Conegliano che attendono di poter tornare ad allenarsi e giocare all'Imoco Village. Le straniere dell'Imoco sono rimaste tutte a Conegliano e tutte insieme stanno aspettando la fine della quarantena. Sono con loro anche le americane Hill e Ogbogu che la federazione americana avrebbe voluto riavere in patria, ma sembra che le 2 pantere non abbiano accettato l'invito. La DeLonghi TVB, dopo il caso degli americani Logan e Parks tornati negli States senza l'ok della società, ha dato il rompete le righe ai giocatori rimasti che possono scegliere così di rientrare in famiglia o restare nella marca trevigiana. Almeida, che è originario di Capoverde, ha scelto di non rientrare proprio per non rischiare di portare il virus nello splendido arcipelago dell'Atlantico. In casa Benetton rompete le righe e chiusura della Ghirada in attesa di poter ricominciare ad allenarsi. Gli atleti, i rugbisti aderiscono a Io resto a casa e comunque per gli stranieri c'è stata la possibilità di andare a casa. 6 lo hanno fatto, Duvenage, Herbst, Snyman, Kitley è volato in Irlanda, Negri e Petrozzi in Inghilterra. Tutti comunque dovranno rientrare entro domenica. Sentiamo un saluto e un messaggio di Michele Lamaro. Ciao a tutti leoni, in questo momento di allerta è veramente importante restare a casa. Solo se tutti lo facciamo riusciremo a combattere e a vincere questo virus. Se vi dovesse servire qualcosa, fate come me, createvelo a casa. Anche l'atletica patisce il coronavirus e tra le ultime decisioni prese c'è quella del Città di Oderzo che si sarebbe dovuto tenere in 1° maggio, celebrando il quarto di secolo. Festa rinviata invece e con questo stop anche alla corsa internazionale Oderzo Città Archeologica ed il trofeo Opitergium European Road Race Under 20, tutte rinviate al prossimo autunno. Torniamo alla pallacanestro, abbiamo seguito e speriamo di continuare a farlo il campionato di Serie B maschile, dove la Ruker Sanve sta disputando un'ottima stagione, ora bloccata dal virus. Ci sono tante incognite per la ripresa del torneo, che non si sa se potrà riprendere o meno, e poi rimane la delusione di aver raggiunto la Final 8 di Coppa Italia e non poterla onorare. Ed ora il calcio, se per la Serie D bisognerà aspettare cosa verrà deciso dall'alto, visto i gironi, le promozioni e le retrocessioni legate chiaramente anche alla Lega Pro, per tutto l'altro movimento a partire dall'eccellenza alla terza categoria, discordanti sono i pareri dei presidenti e responsabili delle varie società. Il presidente dell'Union Pro, Lorenzoni, in queste settimane ha scritto alle società di eccellenza chiedendo di fermare tutto e di riprendere solo se tutto rientrerà nella normalità. A questa proposta hanno aderito Montebelluna per la Serie D, Eclisse, Istrana, Lia Piave, Montello, Union QDP, Vittorio Falmec, Godega, Barbisano, Cisonese, Cordignano, Re Frontolo, Zero Branco, Sanfior, Union Gaia, Vit San Giacomo, Follinese e Parè. È tutto, a domani!